Stati Uniti dilaga la rabbia per la morte di George Floyd, una vittima a Indianapolis, coprifuoco in 25 città, gente ferito, schierata Guardia Nazionale. È un piacere tornare dopo il lockdown, il Papa prega davanti ai fedeli a San Pietro dopo il virus, reagisce a carestia di speranza. Cadono i confini tra le regioni, da mercoledì sarà possibile spostarsi liberamente, ecco cosa si potrà fare e cosa no. Il virus nel mondo, più di 6 milioni i casi, accelera contagio in America Latina, allarme Brasile, quarto paese per numero di morti. Il giardino all'inglese di Palermo è uno dei luoghi del cuore FAI, statue saranno restaurate con donazioni raccolte dal Fondo Ambiente Italiano. Dopo il lancio da Cape Canaveral della Crew Dragon, la navetta di Elon Musk è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, la prima volta di un privato che debutta nello spazio. Arrivo dei 2 astronauti NASA nel pomeriggio. Buongiorno dal TG1. La rabbia dilaga negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd.